Volontà o immaginazione, cosa vince? Immaginazione. Siamo qui la grande famiglia Donna Fugata con Gabriella Favara, della famiglia Rallo, insomma un'istituzione, un nome, e siamo alla quale generazione? Siamo alla sesta generazione. La domanda più naturale è: questa grande responsabilità, te la senti? Ecco, bellissimo, me lo dicono tutti. Per me oggi però l'amore, l'emozione di entrare a far parte della famiglia e la passione prevale sulla responsabilità. Quindi non me la sento, ma proprio perché mi lega innanzitutto un grande amore al desiderio di portare avanti la tradizione di famiglia. L'azienda è stata fondata dai miei nonni, Giacomo e Gabriella. Il nonno rappresentava la quarta generazione della famiglia Rallo, che dal 1850 produceva vino Marsala. Per questo oggi siamo alla sesta generazione. Oggi mia mamma, Giuseppe, insieme allo zio Antonio, portano avanti l'azienda, e io, che rappresenta il 50% della sesta generazione, sono entrata da poco in azienda. E come dico sempre, ho iniziato da poco questa avventura, perché anche per me è un'avventura, ecco. Di cosa ti occupi? Che oggi hai ritirato due o tre premi qua? Sì. Che premi avete ritirato e tu cosa segui in azienda? Allora, abbiamo ritirato le 4 viti per il nostro Chiarandà, che è uno Chardonnay in purezza, Mille una notte e Berrier, che sono i 2 vini iconici più rappresentativi, vorrei dire, dell'azienda. Io faccio parte del team marketing, mi dedico all'estero, quindi nello specifico a supporto delle attività, degli eventi che andiamo a organizzare un po' in giro per il mondo, sempre con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio prima di tutto. Occupo di questo, faccio questo mestiere. Ritengo che la vostra sia, diciamo, la brand communication più bella del vino in Sicilia, è identitaria, lo vedi, le riconosci, nuova, creativa. Tu sei arrivata e già c'era, com'è trovarsi con questo? C'è una grande intuizione dietro, tu che ne pensi? Sì, devo riconoscere che è stata una scelta alquanto rivoluzionaria quella che la nonna Gabriella ha voluto fare con Donna Fugata. Intanto quello di trovare un nome che raccontasse una storia e che fosse legato all'arte, quindi alla letteratura, al romanzo del Gattopardo, e poi far sì che ogni nostro vino possa raccontare una storia con il nome che scegliamo e con l'etichetta. Quindi l'arte sicuramente è un elemento distintivo con cui ci teniamo, ecco, a comunicare in maniera unica i nostri vini, per far sì che possano colpire non solo al calice ma già dalla loro etichetta. In queste 6 generazioni quanto il ruolo delle donne all'interno di Donna Fugato ha fatto la differenza? Il ruolo della donna è stato essenziale e lo vediamo fin dalla nascita dell'azienda. L'azienda nasce con i miei nonni, ma la nonna Gabriella è stata un po' pioniera della viticoltura siciliana. Lei era insegnante di inglese, ma nell'83 decide di lasciare la professione dell'insegnamento per dedicarsi a Donna Fugata, all'agricoltura. Una cosa totalmente inusuale per una donna entrare in vigna a quei tempi, e infatti anche per questo noi diciamo che il nome Donna Fugata un po' rimanda anche alla sua storia. Una donna in fuga, ovviamente alla ricerca di una fuga rivoluzionaria, una fuga del tutto positiva e ottimista. Oggi nella quinta generazione abbiamo un'altra donna molto importante che è la mamma, io prima donna della sesta generazione. Ecco, diciamo che il ruolo della donna è stato essenziale, e lo è anche e soprattutto all'interno della nostra grande squadra, della nostra grande famiglia, intesa con tutti i collaboratori che ci supportano e che contribuiscono al successo di Donna Fugata, perché devo dire che tantissime figure manageriali all'interno dell'azienda sono ricoperte da donne. Dalla produzione all'amministrazione al marketing abbiamo tantissime donne che ci aiutano a fare la storia di Donna Fugata. E tu quanto hai come donna di tua nonna? Come donna della nonna e della mamma devo dire tanto, la determinazione, il desiderio l'amore che mi lega alla mia terra, alla famiglia, il desiderio di voler dare un mio contributo, ma anche ascoltando tanto chi ha più esperienza di me, quindi chi da più tempo è in azienda, quindi penso di aver tanto, ma tanto ancora da scoprire. Se vuoi posso aggiungere una cosa, sì? Quando ti hanno premiato ho detto: ma lei chi è? Ho detto: non la conosco, ma a giudicare da come appare è la figlia, perché è uguale, quindi hai anche diciamo, hai anche tua madre. Grazie. Una domanda chiave, te la dobbiamo fare. Aiuto. È difficilissima. Devi rispondere però
In coscienza con una parola. e senza Ok. pensarci troppo. Ok. Volontà o immaginazione, cosa vince? Immaginazione. Poi se vince. Comunque sono convinto che presto ci rivedremo. Va bene, Perché se la volentieri. terra è madre terra ed è donna, presto ci rivedremo. Grazie, sarà un Complimenti, in piacere. bocca al lupo per tutti. Grazie.